Questa è la storia di Alma Maria Schindler, compositrice, scrittrice e ossessione di alcuni dei più grandi artisti del XX secolo. Anna Maria Schindler nasce a Vienna il 31 agosto 1879 dall'unione tra il pittore paesaggista Emil Jakob Schindler e la cantante d'operetta Anna von Bergen. Viziata, bellissima e colta, era considerata la ragazza più bella di Vienna. Vive fin dall'infanzia una vita privilegiata a contatto con l'arte e gli artisti più noti della sua epoca, grazie al pittore Karl Moll, secondo marito della madre, che la introduce negli ambienti culturali più importanti di Vienna. A soli 18 anni conosce il famoso pittore Gustav Klimt. Che la corteggia costantemente, ma lei gli concede solo il suo primo bacio. Il 7 novembre del 1901 Alma incontra il compositore Gustav Mahler, 20 anni più vecchio. Mahler è direttore dell'Opera di Vienna e dopo un lungo corteggiamento, il 9 marzo 1902 i due si sposano. Insieme avranno due figlie, Maria Anna, che morirà giovanissima di difterite, e Anna, che diventerà una famosa scultrice. La nuova vita di moglie e madre di Alma non la rende felice e con il tempo la sua insoddisfazione mette in profonda crisi il matrimonio, tanto che dopo 8 anni perde la testa per il giovane architetto Walter Gropius, fondatore del movimento Bauhaus. Dopo un lungo periodo a New York, nel febbraio del 1911, Gustav Mahler si ammala gravemente e muore il 18 maggio 1911 a soli 51 anni. Poco più che trentenne, Alma rimane vedova e, contrariamente alle ultime volontà del marito, che le chiede di rispettare il lutto, apre la propria casa ad amici ed intellettuali pronti a corteggiarla. Nel 1912 Alma inizia la sua più tormentata e tumultuosa storia d'amore con il giovane pittore Oskar Kokoschka. Esponente di spicco della secessione berlinese e del gruppo monacense der Blaue Reiter. Oskar Kokoschka e Alma Mahler si conoscono a Vienna. Lui è appena rientrato da Berlino e appena la vede si innamora perdutamente. Alma ricambia, sedotta dal fascino del giovane artista, impulsivo e anticonformista. Oscar e Alma vanno presto a convivere, ma gli eccessi e le insicurezze del pittore complicano tutto. Oscar vorrebbe cancellare la memoria di Mahler, è tormentata dalla gelosia e ossessionato dal corpo di Alma, che ritrae nei suoi dipinti ogni giorno. Vorrebbe che lei abbandonasse tutte le sue amicizie e che dedicasse a lui ogni sua attenzione. Tenta più volte di convincere Alma a sposarlo, ma lei non accetterà mai. L'amore fra i due è una passione irrefrenabile, fatto di viaggi, fughe, lettere e scenate. Il pittore è soggiogato da Alma, che è diventata per lui amante e musa, ed è proprio lei ad ispirare l'opera più importante della sua carriera, La sposa del vento.
Nel dipinto, Alma dorme serena sul petto di Oscar. L'artista invece è sveglio, con lo sguardo fisso nel buio davanti a sé. I corpi dei due amanti sono nudi, avvolti da teli mossi dall'aria e da uno spazio indefinito che li assorbe e che li trascina in un vortice di emozioni. Un dipinto iconico che rappresenta la loro storia e le grandi difficoltà che contraddistinguono il lavoro tra Oscar e Alma. La storia arriva al capolinea 2 anni dopo, quando un giorno arriva a casa di Oscar e Alma una cassetta contenente la maschera mortuaria Mahler. Il pittore impazzisce di gelosia e la scaglia a terra, colmo di rabbia, urlando ad Alma che il bambino che porta in grembo assomiglierà al defunto marito. Alma, stanca e decisa di mettere fine a quella relazione tossica, va in clinica per abortire, non tornerà mai più da Oscar. Tormentato dalla fine della storia con Alma Kokoschka, si arruola nel reggimento austriaco, essendo scoppiata nel frattempo la prima guerra mondiale, per cercare la morte. Tornato a Vienna, sostituisce Alma con una bambola con le sue sembianze, fatta creare da un artigiano di Monaco di Baviera, e la tratta come una persona in carne ed ossa. Nel suo delirio, finalmente Alma è solo sua e di nessun altro. Dopo qualche tempo, probabilmente ubriaco, fa a pezzi la bambola in preda a una crisi di gelosia e la getta nel giardino di casa propria, ponendo fine al suo tormento. Alma Maria Schindler, musa e ossessione di alcuni degli artisti più importanti del XX secolo, trascorrerà il resto della sua vita fra Los Angeles e New York, dove muore nel 1964 all'età di 85 anni.